Cari amici, siamo qui come ogni sabato, io e Claudio. Ciao Claudio, benvenuto. Buongiorno a tutti. Per ricordarvi che questa trasmissione è una trasmissione che non vuole essere risolutiva ai vostri problemi, non è semplice, ma vi vuole aiutare però a rispondere alle domande che eventualmente voi ci ponete. Sappiate che in Italia ci sono circa 4-5 milioni di tensioni per debiti, cartelle esattoriali, finanziamenti, e perciò noi cosa cerchiamo di fare? Siccome c'è una legge del numero 3 del 2012 che è per l'insolvenza, punta ad aiutare quelle persone, è una legge antisuicidio, poi che è nata come antisuicidio, Claudio, e Certo. poi parlamene te un attimino. Allora, la legge 3 2012, una legge che nel panorama giuridico italiano è estremamente importante perché è passata appunto oramai alla storia proprio come legge antisuicidi, perché è una legge che va a colmare un vuoto giuridico in Italia, mentre invece all'estero, in particolare nei paesi anglosassoni, appunto, esiste una legge similare da più di 20 anni e questo vuoto che si va a colmare aiuta ad uscire da quelle che sono le problematiche, gli indebitamenti, le insolvenze che le persone che non potevano accedere alla vecchia legge fallimentare a cui possono accedere Ecco, anche a questi, proposito di queste persone. questo, io volevo ricordare ai nostri ascoltatori che poi lo spunto che ho dato all'apertura, che facciano attenzione, che si rivolgano a dei tecnici, non a dei maghi. Non c'è nessuno con la bacchetta magica che risolve i problemi. Tu devi soldi a una banca, bisogna andare a vedere per quali motivi non riesci a darli, bisogna andare a vedere quali sono le condizioni che la banca ti ha imposto e una volta stabilito o analizzato quelle che sono le criticità alle quali sei andato incontro, i nostri tecnici si mettono a tua disposizione e cercano di aiutarti. Questo sia ben chiaro che la bacchetta magica Sì. non ce l'ha assolutamente nessuno. Chiariamo che maghi e cartomanti sono solo degli imbonitori. Qui si cerca soltanto di proporre delle possibili soluzioni, di valutarle, di studiarle e di aiutare le persone ad uscire cercando di trovare le soluzioni più, appunto, più opportune. Anche perché legge 3 non vuol dire risolvere tutti i problemi. Possono esserci, mi dicevi prima, delle altre vie che stabiliscono delle condizioni diverse per poter andare a chiudere i contenziosi. Non c'è Passare dubbio. subito alla legge 3 vuol dire non analizzare quelli che sono i problemi. Parliamo ancora di maghi. Noi vogliamo che vi rivolgiate a noi noi cerchiamo di darvi delle indicazioni con la disponibilità dei tecnici che abbiamo, sia Claudio che noi come associazione, per arrivare a delle soluzioni possibili. Vi posso fare un piccolo esempio di una telefonata che abbiamo ricevuto questa settimana. Un signore ci dice: ho 120 mila euro di mutuo, 3 finanziamenti da 35 mila euro, poi ho un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate per 12 mila euro. Mia moglie non lavora, io prendo 1300 euro al mese. Naturalmente non sto a indicarvi chi o cosa fa questo signore perché la privacy è la cosa più importante in Certo. queste situazioni. Prima prendevo 2500 euro, poi l'azienda ha chiuso e non sono più riuscito a far fronte ai miei impegni. Diciamo che noi abbiamo invitato
questa persona, gli abbiamo messo a disposizione dei tecnici e una volta analizzato il problema, vero Claudio, potremo anche indicare a voi, dare a voi delle soluzioni per i vostri problemi in diretta o raccontarvi qualcosa di più. Questa è una situazione comunque tipo che si trova in tutti i luoghi, io dico d'Italia, del mondo. Ci sono milioni di queste situazioni che si verificano giornalmente, insomma. A proposito di questa situazione che hai appena illustrato, io suggerirei questo. Naturalmente bisognerebbe come primo approccio andare a studiare e ad analizzare il rapporto con la banca o con le finanziarie con cui questa persona ha contratto questi prestiti, questi mutui, eccetera, ed individuare se questo rapporto non sia viziato da condizioni vessatorie, da condizioni illecite, da tassi non corretti e quant'altro. Dopodiché, una volta fatto questo, e non è una cosa da poco, riuscire ad andare a interloquire con banche e finanziarie per dire guarda che su queste questioni tu ti sei posto al di fuori di quello che prevede la legge, però ammettendo che tutto sia a posto, che tutto sia normale, che tutto sia corretto, allora si può accedere a quello che può essere la legge 3/2012. E a questo proposito io mi permetto, so che normalmente non lo facciamo perché vogliamo essere molto più spontanei nel rapporto con chi ci ascolta, però mi permetto di rubare 30 secondi non per andare a ruota libera, ma per leggere proprio, mi metto anche gli occhiali purtroppo. Ne hai facoltà, Claudio. Bene, e leggere questa, in 30 secondi questa parte che mi sono scritto, che ritengo sia molto esplicativa, molto chiara e che tutti possono capire in maniera molto semplice. Insomma, ecco. La legge 3/2012 è l'evoluzione nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che è entrato in vigore il 15 luglio 2022, in sostituzione della precedente legge fallimentare. Gli aspetti innovativi sono: 1. Le azioni volte a rilevare le crisi aziendali in fase iniziale e promuovere strumenti atti a risolverle. 2. Le procedure più favorevoli a promuovere la prosecuzione e la continuità aziendale. Tali operazioni di ristrutturazione e superamento della crisi avviene sotto la guida e la supervisione di un cosiddetto OCC, organismo di composizione della crisi. La legge 3 si rivolge alle persone fisiche, alle aziende agricole, agli enti non commerciali, ai professionisti, alle associazioni culturali e sportive, alle società semplici e in genere a tutte quelle realtà che non potevano accedere alla precedente legge fallimentare. I debiti che possono essere sanati sono i debiti verso le banche, le finanziarie, i fornitori, la pubblica amministrazione, il fisco. Le 3 procedure previste sono l'accordo per la composizione della crisi, il piano del consumatore molto importante appunto per le persone fisiche e per le famiglie in particolare, la liquidazione controllata dei beni. Queste 3 opzioni vanno sottoposte, dopo la redazione di un piano di rientro sostenibile, alla omologa del Tribunale. Ecco, con queste parole penso di aver inquadrato bene la problematica. Hai inquadrato benissimo. Io vorrei aggiungere una cosa e poi chiudiamo qui questa trasmissione perché diamo la possibilità, naturalmente ricordatevi di telefonare ai numeri in sovraimpressione, al numero sovraimpressione, che il primo contatto servirà per poi richiamarvi
e fare una prima analisi di quello che avete bisogno. Certo. Ecco, se nelle parole di Claudio voi vi sentite esclusi da questa possibilità, non arrendetevi, chiamate comunque, perché potreste aver interpretato male quello che è stato detto da Claudio e magari avete anche voi una condizione che può portarvi o a risolvere i problemi con la legge 3 o a risolverli in Un un'altra altro maniera. strumento, certo. Ecco, io ci tengo a dire una cosa, Veneto Globe si interessa a queste cose. Io, Bruno Zanette, mi sono messo a disposizione volentieri perché ho trovato delle persone serie e vi posso garantire che tutto quello che viene fatto perché noi conosciamo assolutamente a fondo quelle che sono state dal 2008 in poi le crisi sul mercato, Basilea 1, Basilea 2 e chi ne più ne ha più ne metta e ha preso dentro non solo le aziende ma anche le famiglie, perché poi le famiglie sono legate alle aziende che chiudono, le famiglie si sono indebitate perché si sono fatte un mutuo per il quale non possono neanche più far fronte ai pagamenti perché non hanno più lavoro o perché sono entrati in un mercato di lavoro che non porta più le stessi risultati di guadagno. certo. Io e Claudio vi ringraziamo per averci ascoltato, vi invitiamo a seguire, noi facciamo un po' di promozione durante la settimana, io e Claudio, per ricordarvelo, ma ricordatevi voi di seguirci ogni sabato. Ogni sabato c'è la prima, poi potete andare a vederla più di una volta e naturalmente telefonate. Ricordatevi, telefonate al numero in sovraimpressione, vero Claudio? Certo, grazie a tutti e a presto. Ciao, arrivederci.